ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo in Argentina e FOI terzo posto in griglia, qualificazioni con la pioggia, siamo andati bene, qualificazioni un po' pazze con pole position curiose e niente, abbiamo una grande chance di fare bei punti, quindi sfruttiamola. Ecco, il come abbraccia tutti e andiamo. Andiamo raga, scatteniamo l'inferno. Vai 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 vai. Cerchiamo di non perdere 6000 position. E sotto non piove più in realtà, però è bagnato. Vada al bordello, una cagata cade, ho perso 50 posizioni. Vabbè, ma porco Diaz però. Tanti vanno lunghi. Cioè, non è umano. Vada, cazzi tuoi, vecchio mio, cazzi tuoi. Non è possibile che perda così tanto, cioè, ho capito la moto scarsa, però non è umano perderne. Vada. Questi si buttano. Carità. Anche è vero che abbiamo dietro quelli più forti che hanno fatto una qualifica di merda, però concentration please, concentration. E che nel corpo a corpo alla fine loro, vedi, qua li superiamo e poi però loro ti risuperano. No! Ma mi sono salvato, attenzione! Mamma, cosa è successo? Mi becco i danni leggeri, ma potevo beccarmi qualcosa di peggio. Mamma, cosa ho visto! Rossi ha preso la moto in pieno, c'è andata di culo. C'è andata veramente di lusso. Mi sono preso danni leggeri, ma per non prendere insomma qualcosa di più brutto. Adesso vediamo se è bello mantenere anche questa posizione. Intanto dietro si stanno ammazzando, raga. Dietro si stanno ammazzando. La pioggia porta a tantissime cadute. Vediamo se tutti, se gente si è ritirata o se sono riusciti a recuperare. Ma noi andiamo per la nostra strada. Che facciamo fatica. Perché si supera sicuramente qualcuno. Adesso dobbiamo solo fare i punti, chi se ne frega, podi, vittorie. Non abbiamo ancora certamente la moto. Ecco, ci supera Durelli. E mo se ci supera Durelli so cazzo. Che Durelli è un gran pilota, è un pilota dalla lunga durata. Ok, buono, non stiamo andando male comunque. Sicuramente i miglioramenti ci sono. No! E se ne va Miraggio, Neanche Tarallucci, la pioggia sta distruggendo tutti. Miraggio caduto ancora, probabilmente si sarà ritirato e la pioggia fa vittime. Ma anche il Cume va lungo, Veneziano va lungo e ne perde addirittura 2. 2 position lost Cume, in un inglese che ormai è di padre lingua. Peccato perché anche il podio non è impossibile, ma non abbiamo i mezzi per poter fare la garona, per quanto stiamo guidando al top adesso, per le nostre possibilità, mamma mia. Qua andiamo lunghi e ne perdiamo ancora. Vedi perché i 3 girano meglio, è che non si possono fare gare a 3 giri, almeno io non mi dà la possibilità. Non c'ho la possibilità di fare 3 laps. Vara, ancora danni leggeri e adesso cominciamo a perdere. Magicamente arriva un momento che perdo 10 posizioni così, non
non capisco il perché. Cioè le gomme ci sono. Vera lotta, vera lotta. Mamma, questo gran sorpasso però, hai visto il cume dei tempi d'oro con la scodata. Tanto dietro se le danno veramente di santa ragione. Vedi, appena la moto ha i danni leggeri, basta, non la tengo più. Questo è il problema, questo è il porco Diaz di problema, che non riesco a tenere la moto intatta. E a lungo andare i danni si sentono. Siamo 10, potremmo essere quinti. Ci sono state tantissime cadute davanti, ma non le abbiamo sfruttate, ma dopo con i problemi alla moto, ciao. Questo è il nostro vero problema. Mamma mia che lenti, dietro siamo più tranquilli adesso, ma sento proprio la moto che è danneggiata. Avrei bisogno di 5-6 cadute davanti, ti prego, regalami il The Dream. Regalami il The Dream, me lo merito. Ho paura anche degli aggiornamenti alla moto, ma il prossimo anno devo andare in una moto che lotta almeno per la top 5, se no la vedo molto grigia. Vai, qualche incidente, niente da fare. Vito Rabata ancora fuori, si ritirerà anche per la terza caduta forse. Guarda come pur frenando non ce la faccio più per il discorso della moto danneggiata. Con le moto danneggiate è veramente dura, mamma mia. Veramente ardua la situation. L'Argentina sta diventando incredibilmente una gara favorevole, almeno questo è positivo. Certo, 10° posto ancora, porca troia. Dai. Ripeto, non sto guidando male, però non basta. Il livello di difficoltà è questo, secondo me con una moto più competitiva starei lottando, ma non starei certo dominando. Quindi bene anche questo. Adesso probabilmente serve solo la moto più competitiva. Comunque la pioggia ha veramente rimescolato le carte. È l'ultimo giro tra poco. Con le gare da 3 giri come una volta arrivavo terzo, arrivavo quarto, quinto. C'è poco da fare. Soffro tanto i 7 giri. Va bene. Accontentiamoci. Arriveranno i risultati, prima o poi le scuderie prestigiose cominceranno a sentire e a leggere il nome di Veneziano.
c'è la 1, tanto comunque non prendiamo più nessuno. Siamo in questo limbo. Stagione che per il momento sta andando un po' meglio della prima, però non ci sono ancora tanti acuti purtroppo. Ma presto arriveranno i veri acuti. Quanto vince Vizioso, per non arrivare a un 10° posto non negativo, ma partivamo terzi, si poteva fare di più. Mentre i piloti della MotoGP si godono l'entusiasmo, siamo noni nel mondiale, noi andiamo a vedere insieme la classifica finale della... Va bene. Ok, tra un po' arrivano. Adesso abbiamo Jerez della Frontera. Ok, il telaio c'è. Stiamo sviluppando. Ottimo. Un'azione nuovo ecco Ducati, questo io voglio. Almeno il 5° posto. Conferma. Reputazione ce l'ho. E che cacchio però, ma fammi andare. Va bene raga, ho saluto il comandone veneziano. Ciao!